E allora il signor Taglieri ha dato il via a questa finale terzo-quarto posto Krese League. Excalibur in possesso palla contro Brada Impex, che va subito ad anticipare secco con i giocatori in maglia 10 Bostian Brez. Di tacco per Brez, vuole seminare il raddoppio avversario, fermato Muyesan in isolamento con Giuffre. Il pallone di ritorno, attenzione a questa frenata con Dolsi in chiusura disperata, quasi autogol, quasi soltanto però. Quinto minuto di gioco. E il corner all'indietro verso Sabaki. Va a puntare Brez, che lo ferma. Che adesso tiene soltanto Pusic nella metà campo difensiva, liberando però Brez così, dimenticato da Sabaki. Occhio a Brez, il sinistro. Messina si oppone qui alla grande. 7:30 sul cronometro, prima parata di un certo rilievo ed è di Messina. E allora recupera Excalibur al 10° minuto, superato da pochi secondi, e la situazione sempre sullo 0-0 di partenza. Adesso Muyesan contro Giuffre. Sabaki vuole il sinistro, lo trova, corrente, ci mette il corpo. Concede semplice calcio d'angolo ad Excalibur, che però inizia a farsi vedere dalle parti del portiere di Brada Impex. Fallo laterale, grazie arbitro, da qua eravamo un po' impallati. Ora ancora Muyesan, attenzione al controllo su Papapicco, arriva il sinistro schiacciato che inganna corrente Matteo Muyesan per il vantaggio di Excalibur al quarto d'ora esatto del primo tempo. Sandy Besic per Dolsi, vediamo la risposta adesso di Brada Impex. Brez prova a tenerla in campo ma non ce la fa, dice Taglieri. Besic vuole seminare Tuberoso. Ancora il duello vinto dal giocatore di Excalibur. Audino subito riceve questa rimessa. Vuole girarsi sulla guardia di Pusic. Messina non la tiene e poi Papapicco non riesce nel tap-in. Bravo Messina, sì. Reattivo a raccogliere la palla quando questa stava per scavalcarlo. Muyesan adesso, palla andante con Dolsi in diagonale che chiude bene, concede rimessa laterale ad Excalibur. E allora riparte Giuffre. Cavalca la tre quarti avversaria, cerca adesso il tiro, palo clamoroso. Stavolta Messina è andato giù sulla sua destra, ma poco avrebbe potuto, secondo me, in caso di specchio della porta centrato. Giuffre sulla sinistra per Papapicco, si fa vedere Audino per l'appoggio, riceve, vuole disorientare Pusic che non è un cliente facile, se ne va Audino, il pallone splendido in mezzo e il pareggio di Brada Impex con Daniel Papapicco, minuto 21:40 del primo tempo. Grande lavoro davvero qui del capitano di Brada Impex e a quel punto insomma tap-in da breve distanza, da sottomisura. Vediamo la risposta di Excalibur, pronto a riportarsi in vantaggio, perlomeno a provarci. Ma non è questo il caso. Si stacca Besic, parte Dolsi col destro! La palla che inganna Marcello Messina, rimbalzando a poche spanne dalla linea di porta. Forse il vento ci ha messo qualcosina anche in questo caso. Ma molto merito a Denis Dolsi, che col destro già aveva fatto doppietta in semifinale e porta avanti Brada Impex. E ora a caccia del due pari Excalibur prima dell'intervallo. Ora la fiondata improvvisa di Tuberoso impegna Cristian Corrente, che con questo bell'intervento dall'ultimo episodio di questa prima frazione in vantaggio ci va Excalibur, ma al riposo avanti ci va Brada Impex. 2-1 per i grigi. E allora cenno d'intesa del signor Luigi Taglieri con i due portieri
Messina e Corrente, si riparte dal 2-1, Brada Impex che muove il primo pallone di questa ripresa e lo fa calciando alto. È entrato Stipancic al posto di Mujesan per Excalibur. Stipancic adesso, spalle alla porta contro il numero 5, ancora Morelli, finta il tiro, allarga per Pusic che cerca il destro, rimane lì, attenzione Sabaki, se la trova a mezzo metro dalla porta, voleva una correzione di prima probabilmente, trova poi il tap-in vincente che dà il pareggio a Excalibur, 3,5 sul cronometro, 2-2 la situazione. E allora si riparte con Giuffre in possesso palla. Papapicco si fa vedere Audino, Pusic cerca l'anticipo, la fa scorrere il capitano, ma diventa ingestibile, buona solo per Messina. Adesso Besic, scambio corto con Audino, linea di fondo, Audino, Messina, poi rimpallo su Tuberoso che spara via Campanile. Rimessa laterale per Brada che gioca corto con Cristian Corrente. E va ancora da Papapicco, viene incontro Brez, Stipancic alle sue spalle, ancora il 5. Ritorna da Bostian Brez. Rimessa ancora per Brada Impex. 12 minuti. Audino e Besic sul pallone. Tocco di ritorno di Brez con Stipancic che cerca l'anticipo ma non lo trova. Ancora Audino. Smista bene per Denis Dolsi che può caricare il destro. Lo prova da lì! Mamma mia che gol di Denis Dolsi! Vento o meno centra l'incrocio dei pali. Imparabile per Messina. 12° e 30 secondi. 3-2 Brada Impex. Super gol di Denis Dolsi. E adesso vediamo la risposta di Excalibur. Stipancic resiste di forza al ritorno di Denis Dolsi e poi cerca un destro verso Tuberoso che adesso riceve ancora da Corrente. Occhio all'errore Tuberoso, pallone per Aymen Sabaki davanti al portiere, sbaglia tutto qui Sabaki, si salva Corrente e possibilità di contropiede per Brada Impex con Dolsi che se ne va di potenza a Pusic. Il tocco per Audino che si mangia il 4-2 da non più di 3 metri. 2,5 più recupero, poteva essere il punto esclamativo sulla vittoria e sul terzo posto di Brada Impex invece è ancora tutto da giocare. Ne ha messi 3 in barriere portiere di Brada, parte Stipancic col destro, Besic, pallone che stava andando in rete. Decisiva la presenza del numero 2 in maglia grigia. E ora all'assalto Excalibur a caccia del 3-3. E allora Brada Impex che riesce a disimpegnare il pallone verso Audino, è impreciso. Vediamo se c'è ancora una possibilità. Taglieri dice di no. Il terzo posto della Crazy League 2016 va a Brada Impex che batte 3-2 Excalibur. Per quest'ultima Sabaki e Mujesan, per Brada Impex reti di Papapicco e doppietta di Denis Dolsi. Tra poco la finale, Barlala in maglia bianca contro l'Ops Beer Shop in completo rosso.